Settimana cruciale di discussione e incontri per il progetto della TAV nel Veronese. Due le tratte che passeranno per la provincia. All'inizio della settimana a San Martino Buonalbergo si sono incontrati i sindaci dell'Est coinvolti dalla tratta Verona-Vicenza. Oggi invece a Somma Campagna si è tenuta una commissione regionale infrastrutture con i primi cittadini coinvolti dal passaggio della Brescia-Verona. Sentiamo. Il maltempo ha ridotto il numero dei partecipanti, ma la voce dei Notav si è fatta sentire lo stesso all'esterno del municipio di Somma Campagna, dove i sindaci dei comuni coinvolti dal passaggio dell'alta velocità hanno incontrato i rappresentanti della Commissione regionale sulle infrastrutture, che include i veronesi Andrea Bassi della Lega Nord e Franco Bonfante del PD. I manifestanti denunciano i danni per l'economia locale del passaggio dell'alta velocità sui territori del Lugana. Perplessità condivisa dai sindaci di Somma Campagna, Castelnuovo, Sona e Peschiera. Siamo qua a significare non una contrarietà a prioristica all'opera che non ha senso vista l'importanza e la strategicità che è a livello nazionale, ma siamo qui a dire che sostanzialmente se opera deve essere con tutti i crismi. La Commissione ha prodotto un documento che chiederà alla Giunta Veneta di correggere il parere espresso ai ministeri competenti alla luce delle osservazioni presentate dai 4 comuni interessati. Le richieste vanno dalla tutela dei centri abitati alla salvaguardia delle falde acquifere, fino allo spostamento delle aree di cantiere e stoccaggio dei materiali lontano dalla zona di produzione del Lugana. Anche i rappresentanti del consorzio CEPAV 2 che realizzerà l'opera hanno trovato costruttive e plausibili le osservazioni e sembra possibile ritoccare il progetto senza rallentare l'iter, che prevede entro poche settimane l'approvazione definitiva del CIPE. Può arrivare da un bando regionale la soluzione per rendere antisismica la scuola media Frattini di